Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel canale vostro Marietto Veneziano. Oggi parleremo della potenza dell'adagida, perché alcune volte l'adagida viene fatta al suo effetto, però alcune volte tarda a manifestarsi nel pieno della sua energia. Ma prima di fare questo, il vostro Marietto Veneziano vi chiede di iscrivervi al canale YouTube di Il De Galla, al canale YouTube del vostro Marietto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gloriosi gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lo sapete che lunedì sera alle 20:30 Il De Galla e Marietto Veneziano coadiuvati da Minas tengono un percorso esoterico gratuito. Se avete problemi a entrare, chiedete pure a Minas, che è sempre felice e sempre gentile ad aiutare tutti. I link li trovate qui sotto in descrizione, eventualmente se vi scappa anche un bel super like e un bel commento, il vostro Marietto è sempre contento. Bene, parliamo un po' di questa adagida che il vostro Marietto insomma l'ha spiaccicata in tutte le salse, in tutte le forme nei suoi video, però capita alcune volte che l'adagida è fatta bene, funziona, però il ricevente, la persona su cui è stato fatto, è in un certo senso lento a reagire, nel senso che lui ha questi pensieri, opera in quella direzione ma non reagisce come si vorrebbe, nel senso fa esattamente quello che si è detto, ma la sua forma mentale in un certo senso lo limita nell'evoluzione di questa energia, e quindi bisogna riattivare e dare ancora un colpettino di adagida. Chiaramente questi sono dei costi in più che non si erano preventivati, non tanto perché l'adagida non ha funzionato, ma perché il committente magari vuole vedere dei risultati più performanti e più in fretta. Allora dovete capire che ci sono tante variabili che quando si fa una consulenza non vengono visti, magari perché anche il committente non dice tutto, e quindi si parte dal presupposto magari che ad esempio 3 colpi o 6 colpi o 9 colpi di adagida dovrebbero funzionare. Vi ho già spiegato che l'adagida, dopo che viene fatta, ci vuole almeno un mese che entri in azione. Se funziona prima, magari dopo le 3, 4, 5 notti che si è lavorato si attiva già, e può essere anche che è bravo sia l'operatore ma anche un colpo di fortuna, però generalmente dopo un mese l'adagida incomincia proprio a svilupparsi. Quando è dentro nella persona, l'adagida ha un stazionamento di minimo 40 anni, quindi se voi mettete dentro, come si suol dire, questa coercizione mentale nella persona, questa persona come minimo lavorerà questo pensiero per almeno 40 anni, nel conscio, nel subconscio e via dicendo. Quindi, cari miei, a questo punto le strategie sono o aspettare che l'adagida faccia effettivamente effetto, e questo sarebbe anche l'ideale, così che si vede, come si suol dire, lo svilupparsi del lavoro, oppure rinforzare con altri cicli di adagida, questo è chiaro, oppure con altri riti operativi. Dipende sempre anche dalla fretta del committente. Se il committente ha fretta, ad esempio per una questione legale oppure per una questione amorosa a lavorare, o per una carriera, perché ci sono direttori di banca che si fanno fare, o gente che insomma è in carriera, vuole in un certo senso avere un piccolo aiutino che non fa mai male, perché non si fa mai male a nessuno. Se però chiaramente quando va dall'esoterista, l'esoterista vede che ne vale la pena ed è un posto per lui, glielo si consiglia. Se a un certo punto l'esoterista vede che quel posto di lavoro lì, se diventerebbe direttore, si fa la bua, è chiaro che un bravo esoterista glielo sconsiglia a piene mani. Poi è chiaro, dipende sempre anche dall'umore, dalla fretta del committente. Ci sono quelli che se non vanno da uno poi vanno da un altro, poi magari l'altro gli fa anche il lavoro fatto male. Quindi bisogna valutare sempre caso per caso. In ogni caso, se una persona vuole subito gli effetti, si può rifare tranquillamente un'adagida, chiaramente con dei sovrapprezzi. Ma in ogni caso ricordatevi, quando l'adagida è lanciata non c'è nulla che lo ferma, è impossibile, chiaramente se quell'altra persona non ha delle protezioni importanti. Se ha delle protezioni importanti, allora bisogna trovare un chiavestello per poter scardinarle, quindi anche questo viene fatto in consulenza, si valuta bene caso per caso, si vede. Poi un'altra cosa importante che succede spesso, e mi è capitato spesso tante volte, che magari nel cammin facendo una persona ha protetto il compagno o la compagna, o viceversa un amico, no? Poi nel cammin facendo della propria vita si rende conto che questa persona non era proprio quello che aveva pensato, no? E quindi magari vorrebbe operare, fargli qualcosa per toglierselo un po' dalle vicinanze, e lì sorge un problema.
Se voi l'avete messo sotto una croce cosmica o sotto una protezione importante e poi magari ve lo siete anche dimenticato, è chiaro che se poi voi fate dei slegamenti o fate delle interruzioni o degli scioglimenti e ci sono queste protezioni e ve lo siete dimenticato, è chiaro, lo ripeto ancora una volta, che la cosa diventa più complicata e alcune volte infatti non si capisce perché non funzioni. Non funziona solamente perché voi magari 3 o 4 anni prima ve lo siete dimenticato e l'avete messo sotto la croce cosmica o sotto un'altra protezione, sotto l'OM e quant'altro. Bene cari amici, detto questo, il vostro maledetto veneziano vi ringrazio di aver ascoltato il video qui, vi chiedo se non avete ancora fatto di iscrivervi al canale del Degala Maledetto Veneziano. Grazie cari amici, alla prossima, ciao!